Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Io sono sconsolato, sono amareggiato. È da questa notte che ho lo stomaco che c'ho le montagne russe, io, perché non puoi competere, possiamo dirlo tranquillamente. Non si può competere contro questa gente, perché a parte che hanno i miliardi da spendere, quindi praticamente possono fare come gli pare, ma tu proprio come società non puoi competere con questa gente qui. Ragazzi, innanzitutto il tasto like e il commento, l'obiettivo sono gli 8k, lo sapete, quindi forza. Allora, di che stiamo parlando, ragazzi? E scusatemi il tono di voce un po' spezzato, ma a parte Conte, che ne parleremo, non vi preoccupate, alle ore 15 parleremo dell'arrivo di Conte, perché è ufficiale, Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Lo sapete tutti che Kvara è nel mirino del Paris Saint-Germain, e questa notte, perché poi il giornale è uscito questa notte, è uscita la notizia che il Paris Saint-Germain e Kvara hanno raggiunto un accordo shock. Questo lo dobbiamo dire e ce ne dobbiamo fare una ragione, ragazzi. Kvara potrebbe partire e non potrebbe essere il solo, perché anche Osimhen, ragazzi, sappiamo che può partire tranquillamente, la clausola è lì, ci sono squadre di Premier League sul giocatore, forse l'Arsenal su tutte. Comunque questa è la situazione attuale in casa Napoli. Se da una parte dovesse arrivare Antonio Conte, ma ci siamo, è questione di ore, martedì ci potrebbe essere già la presentazione ufficiale di Antonio Conte. Si parlava del San Carlo, ma hanno chiesto 100 milioni al Napoli, il Napoli non li vuole pagare tutti questi soldi per fare la presentazione di Conte. Penso si possa optare per lo stadio Diego Armando Maradona, non si sa per ora, quindi staremo a vedere dove andremo ad apparare. Comunque, ritorniamo alla notizia principale di giornata, ragazzi, ovvero Kvara Paris Saint-Germain, accordo shock, dice la Gazzetta dello Sport, intesa per un contratto 5 volte superiore a quello del Napoli. Raggiunto un accordo da 7,5 milioni netti a stagione. E qui, ragazzi, diventa veramente difficile. Diventa veramente difficile provare a stargli anche dietro al ragazzo, signori, ragazzi. Perché sinceramente a questo punto Kvara, e lo dirò a malincuore, forse andrò anche contro qualche tifoso, potrebbe vedere la concreta opportunità di andare al Paris Saint-Germain, in uno dei top club europei. Ma il Paris Saint-Germain non ha vinto un cazzo in Europa. Non c'entra niente, ragazzi, è comunque lì che si gioca sempre ai quarti, le semifinali di UEFA Champions League, quindi non mi venite a dire che il Paris Saint-Germain è una squadretta, perché così non è. E sappiamo benissimo che Kvara era uno dei principali obiettivi già dalla partenza di Kylian Mbappé a Real Madrid. Per questo io vi ho detto, state a vedere che molto probabilmente partirà Kvara e non partirà Osimhen. Io non lo so, questa sensazione l'ho sempre avuta dalla prima offerta che è stata portata al Napoli da 100 milioni, e io là ho detto vai, ci siamo, Kvara andrà via. E non lo posso nemmeno biasimare, ragazzi, perché 7 milioni a stagione, 7,5, dove una società che ha aspettato talmente tanto per fargli un rinnovo contrattuale al giocatore, e il giocatore naturalmente si è guardato intorno, il procuratore si è guardato intorno, ma come è giusto che sia, ragazzi, diciamo le cose come stanno, le bandiere non esistono più, lo sappiamo. Le bandiere non esistono più e quindi è inutile farci il sangue amaro. Andrà via Kvara, ne verrà un altro e staremo a vedere chi arriverà però al posto di Kvara, perché ragazzi, un talento cristallino come il suo difficilmente tu lo vai a trovare in Serie A. Devi avere un colpo di fortuna ad andartelo a trovare dall'altra parte del mondo e dici lo pago 5 milioni, me lo rivendo a 100. Napoli certamente ha fatto una mega plusvalenza con il giocatore. Però, come dice la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis proverà di tutto a fargli cambiare idea,
a proporgli anche lui un rinnovo contrattuale, staremo a vedere. Ieri sera Gianluca Di Marzio, che erano le ore, anzi ieri scusate, no, questa mattina di Gianluca Di Marzio ha detto Kvara è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, è considerato centrale dal Napoli e Antonio Conte spinge per la sua permanenza. Il responsabile dell'area sportiva Giovanni Manna ha avviato i contatti con Mamuka Ugeli, agente del Fantasista, per trarre il rinnovo del contratto. Attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Al momento c'è distanza, ma anche la voglia di trovare una soluzione. Il PSG spinge per Kvara, sul tavolo c'è un'offerta da 100 milioni, come confermato dallo stesso Mamuka nei giorni scorsi. Waiu, servirà una proposta indecente. Questo è vero, però secondo me De Laurentiis ci sta pensando, Waiu. E sinceramente a questo punto potrebbe fare anche bene, perché se tu dici vabbè, mi vendo Kvara con 100 milioni, mi posso rifare una squadra buona per provare subito a vincere qualcosa, e la Coppa Italia, lo scudetto ragazzi, io già l'ho detto, è questione di tempo lo scudetto, non è detto che se tu prendi Conte vincerai lo scudetto, perché di sicuro nella vita c'è solo una cosa, ed è la morte. Questo lo sappiamo tutti. Certo, Conte ti potrebbe plasmare un Napoli, questo è vero, però voglio servono i giocatori. Se Kvara dovesse veramente andare via, non lo so, voglio, ci rimarrei male. Non come Osimhen, perché Osimhen, sai, c'ha la clausola, dice, boh, 130 milioni, qualcuno la pagherà la clausola, anche se poi io sono uno di quelli che ha sempre detto, ma te ne vai, qual è il problema, non c'è il problema, poi ti viene un po' il magone, questo è normale. Però, ecco, questa offerta c'è, da 110 milioni, questo accordo shock, perché è un accordo shock ragazzi, sono 7,5 milioni, 5 volte in più quello che prende Kvara attualmente al Napoli. Forse il Napoli si doveva muovere prima, questo è vero, per fargli il rinnovo di contratto, e anche questo è vero, perché un giocatore come Kvara, dopo che ti ha portato allo scudetto, lo dovevi rinnovare subito, non dovevi aspettare questa situazione di mercato. Sapevamo che il giovane aveva tanto mercato, perché questo si sapeva ragazzi, tutta l'Europa aveva gli occhi addosso su Kvara, anche quando c'era in Georgia e prima in Russia, quindi non lo so. Di sicuro faranno un tentativo per provare a dire Kvara, questi sono 6 milioni, prova a rimanere a Napoli, ma la vedo dura, perché già l'investimento dello stesso Conte sono 60 milioni in 3 anni, perché poi si parla di queste cifre qui, fra lui e lo staff e tutto, sono 60 milioni, sono tanti, è vero. Forse Kvara potrebbe rimanere qualora dovesse parlare con Conte. Conte ragazzi non può fare miracoli, se un giocatore vuole andare via va via. Vabbè, staremo a vedere, io non so che dire ragazzi, perché di fronte a queste cifre capisci che il Napoli non può competere economicamente con queste squadre. Lo capisci subito, lo capisci subito. Una squadra che perde a parametro zero Kylian Mbappé, l'anno prima lo voleva comprarsi il Real Madrid e non glielo dà, e lo perde a zero, ed è pronta a spendere sul mercato 130 milioni, 110, 130 milioni per un esterno, significa che i soldi ce l'hanno, e i soldi non gli finiranno, perché questo lo dobbiamo dire. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli. Ciao.